Buongiorno a tutti, oggi vi portiamo con noi in una piccola escursione di circa 3 km con un dislivello di 400 metri. Parcheggiamo il furgone presso la borgata di Canale del Ferro di Sotto. Da Faedis, direzione Canebola, la trovate sulla destra. Il percorso non è segnalato, ma non difficile da trovare una volta raggiunto il centro del borgo. Il sentiero, per quanto semplice, va affrontato con abbigliamento idoneo e scarpe adeguate. Frazione montana del comune di Faedis è popolato da circa una decina di anime, situato sulle alture tra le valli del Grivò, Faedis e Raschiaco e collocato in un ambito panoramico di rara bellezza. Il paesino, completamente ristrutturato, è stato impreziosito dal buon gusto dei loro abitanti, che hanno reso ogni angolo una piccola opera d'arte di stile montano. Passeggiare fra le sue strette vie ci ha regalato piacevoli emozioni e scegliere questo luogo per godersi il tramonto sicuramente può essere una simpatica idea di come trascorrere una tranquilla giornata semplicemente rilassandosi. Per concludere, aperitivo a Canebola presso l'osteria Pan e Vin, ambiente decisamente local con personale cordiale, taglio buono e piattino di affettati soddisfacente. Il top è la terrazza panoramica sul retro. A noi, come sempre, piace fare un po' di tutto, dalle ferrate alla tenda, dal sentiero facile a quello complicato, baite e taglieri. Visitate il nostro canale e iscrivetevi perché sicuramente prima o poi potremo tornarvi utili. Zaino in spalla e alla prossima. Grazie a tutti.